mafia è salita, ed anche qua in Veneto, insomma, forse non vogliamo ancora crederci. Io talvolta assisto a racconti, persone, polizia che parlano, diciamo, di questo modo di muoversi, di costruire, di interagire. La mafia è presa, abbiamo ascoltato la scorsa settimana nel seminario Mafie ed Economia, e quindi cerca luoghi dove effettivamente c'è ricchezza, e nel Veneto di ricchezza ce n'è molta, e in particolare anche Verona è una città molto ricca, ed anche la provincia, attività produttive, quindi così. Io ho paura della mafia, insomma, proprio perché la mafia è diffusiva, è subdola, si insinua proprio veramente in tutte le maglie del vissuto sociale, economico, insomma. Quindi adesso come amministratore di Verona proprio il problema, ci saranno delle grandi opere pubbliche in corso, un filobus, costruendo tutto dei compendi molto importanti, e lì dovremo veramente essere molto accorti, quindi cominciamo intanto dagli contratti che verremo a sottoscrivere con imprese che ovviamente partecipano a gare pubbliche, quindi sono imprese di tutta Italia. Cominciamo da lì, insomma, ecco, dall'ambito proprio della legalità formale e sostanziale, e dal rispetto ovviamente della legge, sempre e comunque. L'informazione poi è indispensabile proprio anche per il proliferare, a volte veramente forse nevrotico, delle leggi, delle normative che sono sempre di più e sempre più confuse e poco trasparenti. Per cui insomma formare è veramente alla base, proprio per riconoscere una connotazione, diciamo, anche democratica della formazione,